Finalmente, dopo tante richieste fatte all'assessore sul centro antiviolenza, riusciamo ad avere alcuni dati da rendere pubblici. Oggi, 25 novembre, giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne. Li avevamo chiesti a metà settembre, li avevamo sollecitati alla fine di settembre, nuovamente a inizio ottobre, ancora lunedì scorso, in quanto il tema violenza sulle donne non dovrebbe essere toccato solamente il 25 novembre, ma come ho detto ieri intervistando la consigliera Barbara Penzo e le sue colleghe, dovrebbe essere trattato 365 giorni all'anno. I dati del centro antiviolenza sono finalmente arrivati, centro attivo dal 2016, a cui si rivolgono le donne in difficoltà. Oggi fornisce supporto a 25 persone, 9 dal comune di Cavarzere. Il centro infatti comprende, oltre a Chioggia, anche Cavarzere e Cona e lo si è potuto attivare grazie al contributo della Regione Veneto. Quasi la totalità delle donne che si rivolgono al centro è italiana, quasi nella stessa percentuale il carnefice è il marito, il convivente o il compagno. I servizi sociali collaborano con le forze dell'ordine nelle situazioni da codice rosso, afferma il sindaco, una battaglia che va comunque combattuta su tutti i campi in cui può essere utile farlo. Nei casi di violenza contro la donna il nemico si nasconde troppo spesso nella stessa famiglia e le donne vittime di violenza non devono mai sentirsi sole, devono farsi forza e denunciare. Ora il centro antiviolenza civico donna di Chioggia è gestito dalla cooperativa ISIDE, con professionisti tutti al femminile, un operatore in ciascun centro e un supervisore clinico. Le donne vittime di violenza che accedono vengono accolte e ascoltate. In seguito si decide che percorso intraprendere, se con un avvocato, uno psicologo, con i servizi sociali. I centri sono in contatto con i centri per l'impiego nel caso in cui serva trovare un lavoro per ottenere un'indipendenza economica. Ogni donna che viene accolta al centro ha una propria storia e non per tutte si può intervenire nello stesso modo. Il servizio si rivolge alle donne vittime di violenza, alle loro figlie e ai loro figli, offre consulenza psicologica e legale gratuita, proponendo un percorso di accompagnamento per l'uscita dalla spirale della violenza, che viene intrapreso sul consenso della donna, assicurando riservatezza e anonimato. L'intervento è gratuito, viene svolto applicando una metodologia di accoglienza basata sulla relazione tra donne. Il centro opera in rete con i servizi territoriali del distretto di Chioggia dell'ULSS 3, quindi consultorio, pronto soccorso dell'ex ULSS 14, i servizi sociali, le forze dell'ordine, le istituzioni scolastiche con altri servizi antiviolenza. I contatti li trovate nella descrizione del servizio. E siamo nello studio del Servizio Nord-Est 2.0 e vorremmo sapere di che cosa vi occupate. Ci siamo fortemente focalizzati sui bonus edilizi, in particolare sul superbonus, quindi interventi prevalentemente condominiali di efficientamento energetico. Il superbonus esiste ancora, fino al 31/12/2024 l'incentivo è stato ridotto al 70% e fino al 31/12/2025 è stato ridotto al 65%. Per maggiori informazioni su superbonus e agevolazioni fiscali per le ristrutturazioni edilizie, Servizi Nord-Est 2.0, via Bembo, Sottomarina di Chioggia, Venezia.